Presidente, oggi assemblea dei soci del 140° compleanno di Latteria Soligo, un bilancio di questa giornata? Il bilancio di questa giornata è stata una giornata importante perché 140 anni di storia ti fa capire la cooperativa da quando è partita, dopo l'unificazione d'Italia, 2 guerre mondiali, un incendio e tanti altri problemi che ci sono. La necessità di essere cooperativa, io credo che questo sia qualcosa che i nostri soci da sempre l'hanno portata avanti, che senza la cooperazione bisognerebbe inventarsela. La cooperazione è una garanzia per quanto riguarda i produttori all'interno di un territorio. La cooperativa non delocalizza, la cooperativa sta nel territorio, la cooperativa prende il latte dei soci. Questa è la grande forza che ha la cooperazione e questo bisogna portare avanti. E la cooperazione è difesa del territorio, la cooperazione è difesa del consumatore, perché il latte, i prodotti e le eccellenze che ci sono, i miglioramenti che facciamo, la ricerca, lo sviluppo, è tutto fatto al nostro interno con la Regione, naturalmente con l'aiuto della Regione Veneta, con l'aiuto dell'università, con tanti aiuti che abbiamo per portare avanti questo. Noi siamo territorio. Ecco, però lei prima ha detto ora è tempo di lasciare spazio ai giovani. Certamente sì, bisogna preparare i giovani per il futuro. Sicuramente chi in questo momento mi sta guardando vede che non sono tanto giovane, bisogna preparare, però noi chiediamo ai giovani di interessarsi, di entrare nel meccanismo, di interessarsi sia di politica, sia delle amministrazioni comunali e sia anche di quello che è il mondo della cooperazione. Non si può dire facciano gli altri e criticare e basta. Chiediamo ai giovani, che non ne abbiamo neanche tanti, di entrare. Se si deve scegliere tra una persona di una certa età a un giovane si deve scegliere il giovane, preparare i giovani per quanto riguarda la cooperativa all'interno, per quanto riguarda funzionari, per quanto riguarda quelli che sono commerciali, marketing e naturalmente le persone che sono sicuramente sulle prime categorie che servono, compresi i casali, compresi i lavoratori, naturalmente persone che siano giovani. Latteria Soligo è una cooperativa molto importante per tutto il territorio, non soltanto di questa area, ma insomma direi che è una cooperativa che ormai ha delle dimensioni che sono regionali, no? E soprattutto una qualità di prodotto molto importante. Quest'anno tra l'altro il bilancio è stato un bilancio anche positivo che ha dato soddisfazioni. Come dicevo in assemblea ci sono delle luci e delle ombre, insomma ci sono grandi possibilità di sfruttare anche quelli che sono i finanziamenti nazionali, per esempio per il fotovoltaico, per poter mettere pannelli sopra i tetti delle aziende, dei capannoni, della stessa cooperativa, per poter produrre energia e questo serve ad abbattere i costi. Ci sono altre opportunità che la Regione darà con i bandi PSR, alcuni già anche aperti su tutte le misure agroambientali e anche di meccanizzazione di precisione, quindi insomma delle ottime possibilità per poter continuare a investire. Poi ci sono anche ovviamente delle ombre importanti legate al tema del lattiero caseario, di come sta andando il mercato, del latte straniero che sta entrando nel nostro mercato a prezzi più bassi, della necessità della difesa nostra, veneta, ma direi anche italiana, delle produzioni nostrane, soprattutto in sede europea, insomma, dove sentiamo parlare di cibi sintetici, di alimenti sintetici, sentiamo parlare di introduzioni di direttive molto vincolanti per il settore della zootecnia, che ovviamente rischia di mettere anche in difficoltà l'esistenza degli stessi allevamenti. Quindi insomma su tutte queste politiche però la Regione Veneto c'è in accordo col Ministero per fare insomma una battaglia anche all'interno della Commissione europea a difesa delle nostre produzioni.